e benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Questa settimana apriamo con un lungo servizio che prova a raccontare il percorso di riflessione che Caritas Diocesana propone quest'anno alle comunità e alle parrocchie del nostro territorio nel tempo di Quaresima. Fuori campo è il titolo scelto per la riflessione proposta quest'anno. Le parrocchie e le comunità stanno ricevendo un pieghevole che è stato già distribuito nelle celebrazioni della domenica e che contiene una riflessione di ampio respiro e invita a promuovere inclusione, responsabilità e relazione, e suggerisce anche alcune azioni concrete per poter entrare in questa dinamica di comunità. Ma chi sono le persone fuori campo? Quali sono i loro bisogni e come possiamo come comunità accorgerci della loro esistenza? Abbiamo provato a raccontarlo in questo servizio. Non sono un fuoristrada, arranco, sono un fuoricorso, dietro carte che non combaciano. Sono per natura un fuoricoro, fuori le chiese, fuori i confini, fuori le distinzioni. Soffro le restrizioni. Unica speranza, anche tu, Dio, per grazia sia fuori e ci si possa finalmente abbracciare. I ritratti sono tanti, ci sono tante povertà, tante fragilità, ci sono le povertà economiche che sono sempre più pressanti oggigiorno, in particolare quelle legate agli alloggi, è sempre più difficile trovare alloggi in modo stabile, a tempo indeterminato, povertà lavorative, povertà economiche, ci sono anche tutte le povertà legate ai problemi di integrazione, al problema degli extracomunitari, degli immigrati che fanno sempre più fatica a regolarizzarsi per esempio col permesso di soggiorno, e quindi ci sono famiglie che arrivano nel nostro territorio diciamo un po' a rate, nel senso che arriva il padre, poi vengono raggiunti dalla madre, poi arrivano i figli, e quindi sono tutti processi che mettiamo in campo di accompagnamento difficili, faticosi, lenti, graduali, e le povertà sono tante. E in cosa queste persone si sentono fuori campo? Allora, innanzitutto l'essere fuori campo è determinato in primo luogo dalle povertà e dalle fragilità economiche, perché chiaramente finché una persona o un nucleo familiare non ha una sicurezza alloggiativa, la possibilità di avere un alloggio a tempo abbastanza indeterminato, una sicurezza lavorativa che garantisca un minimo di possibilità di mantenerlo l'alloggio, perché l'alloggio prevede un affitto, prevede una spesa di condominio, prevede una spesa di utenze, e la possibilità devono avere di poter fare la spesa, poter mettere sul tavolo il pranzo e la cena, per sé e per il proprio nucleo familiare. Questa è la fragilità più comune. Resta il fatto che una volta che questo, diciamo così, minimo è garantito, e il nostro obiettivo è di riuscire a garantirlo al numero più ampio di persone, restano altre povertà e altre fragilità, che sono le povertà relazionali, sono le povertà affettive, è la mancanza di fiducia. Noi diciamo sempre che il centro di ascolto, noi volontari, diciamo sempre che il nostro centro di ascolto vorrebbe essere un posto dove le persone possono sempre ricominciare, perché ci sono anche le povertà di ritorno. Il fatto di avere una casa, di avere un alloggio, di avere un lavoro non è dato per sempre. Una persona può perdere il lavoro, di conseguenza perdere la casa, e allora si ritorna, bisogna dare la possibilità di ricominciare, così come si dà la possibilità di ricominciare dopo una dipendenza, dopo qualcosa del genere. Si può sempre e per ricominciare occorre mettere in campo risorse che non siano quelle unicamente rivolte alla mera sussistenza economica, ma qualche cosa in più. Come si rimettono in campo le persone? Allora, le persone si rimettono in campo, come dicevo, attraverso un percorso che garantisca loro un minimo di autosussistenza e di sufficienza economica, ma non solo, noi cerchiamo di mettere in campo quelle risorse volte a ricostruire intorno alla persona un contesto, una rete sociale, un contesto relazionale che faccia veramente sentire le persone in campo. Faccio un esempio, se vuoi, è importante
per le persone, per i ragazzi ad esempio, poter essere accompagnati in un inserimento scolastico, in un inserimento sociale. Per questo è importante per esempio l'aiuto sull'acquisto dei libri scolastici, è importante a volte per esempio l'aiuto a essere inseriti in un contesto sportivo, in un'attività sportiva, quindi essere sostenuti nella spesa di un'iscrizione a una società sportiva, nel comprare l'attrezzatura, perché questo consente veramente di rimettere in campo e di essere meno fuori campo. Il sostegno anche per esempio di tipo sanitario, perché voglio entrare nel tema dell'assistenza sanitaria, ma per le persone è difficile a volte anche pagare un ticket per una visita oculistica, per far fare gli occhiali a un bambino. Anche questo fa la differenza tra l'essere fuori campo e l'essere in campo. E la comunità come può sostenere l'attività di Caritas che è diffusa sul territorio? Solo dal punto di vista economico o c'è qualche cosa che può scattare nei singoli e nei gruppi per sostenere questo lavoro di rimessa in campo? Ma oltre all'aiuto economico è fondamentale che nasca e cresca una mentalità un po' diversa, nel senso che spesso noi ci troviamo un po' di difficoltà a far passare questo messaggio, che rimettere in campo non vuol dire solo sostenere sull'affitto, sulla bolletta, sulla spesa, ma vuol dire sostenere dal punto di vista integrale una persona, e quindi anche questi aspetti di cui parlavo prima, le relazioni, il sostegno scolastico, lo sport. La comunità diventa importante nel momento in cui cerchiamo di sensibilizzarla a questo aspetto. Basterebbe che ognuno pensasse alla propria vita. Se la nostra vita di ognuno di noi fosse solo avere una casa e avere la possibilità di mangiare, senza tutti i contesti di cui siamo circondati, ma saremmo immersi in una grande povertà. Quindi questo è un po' uno dei nostri obiettivi, cercare di far passare, di costruire insieme con le nostre comunità, con le nostre parrocchie, questo messaggio. Noi quotidianamente nei nostri centri di ascolto ci misuriamo un po' con queste realtà, con queste dimensioni. Non sono un fuoristrada, arranco, sono un fuoricorso, dietro carte che non combaciano. Sono per natura un fuoricoro, fuori le chiese, fuori i confini, fuori le distinzioni. Soffro le restrizioni. Unica speranza, anche tu, Dio, per grazia sia fuori e ci si possa finalmente abbracciare. Guardare, accorgersi di chi è fuori campo non coinvolge subito, immediatamente lo sguardo, ma credo che innanzitutto sia una questione di voce, cioè fondamentale l'ascolto, che è una parola che anche noi usiamo molto, di cui abusiamo, ma non è per nulla facile. E ci si accorge nella misura in cui ci diamo tempo e cura nell'ascoltare insieme le voci di chi è fuori campo. Ad esempio, nei nostri servizi, nei nostri centri d'ascolto, si ascolta sempre almeno in 2 o in 3. Questo proprio perché ci si accorge anche di ciò che sta dietro le parole, dietro le richieste. C'è un mondo che immediatamente non emerge. C'è un fuoricampo anche dentro le storie delle persone. Poterle ascoltare insieme ci permette di scendere un po' più in profondità. Questo avviene nell'ascolto dei centri d'ascolto. Come Caritas proviamo a farlo con le comunità, che vuol dire che ciò che ascoltiamo, le voci, occorre che le riportiamo anche alla comunità, non le teniamo solo per noi. Quindi, e questo credo che sia anche un bel dono che mi pare la nostra Chiesa di Chiavari stia vivendo, cioè mi sembra che le comunità parrocchiali vivano la Caritas e viceversa la Caritas vive le comunità parrocchiali come un tutt'uno, cioè ciò che ascoltiamo lo proviamo a condividere con i parroci, i volontari, in modo che proviamo insieme, con molta fatica e con tutti i nostri limiti, a portare insieme le storie. Secondo aspetto fondamentale, ci si accorge nella misura in cui cresce la fiducia. Io credo che la grande fragilità di tutti noi, ma proprio di tutti, sia un po' la fiducia, cioè recuperare una fiducia nel noi. E tante volte anche le persone che vengono giustamente sono preoccupate del proprio bisogno
E allora educarci lentamente come Chiesa, come comunità, e dico anche come comunità civile, a recuperare fiducia nel noi. Ci si accorge nella misura in cui ci si apre alla relazione con l'altro, e questo mette in gioco molto la fiducia. Dove c'è fiducia si incomincia a conoscere in profondità l'altro e a lasciarci conoscere. Ecco, io punterei molto, su questa dimensione della fiducia, che è una risorsa non quantificabile ma decisiva nell'accompagnamento delle persone. E concretamente c'è un gesto, un'attenzione che possiamo richiamarci ad avere? Sicuramente a livello personale ci sono tante piccole attenzioni, appunto mettere cura nell'ascolto, il fermarsi, un ascolto che non sia giudicante, questo fa già tanto. Vorrei sottolineare anche un'iniziativa, o meglio un'attenzione che già da tempo, anche in rete con le istituzioni, con altre realtà locali, stiamo avendo, che l'attenzione alla casa, all'abitare, o meglio, perché è una realtà decisiva per tanti, perché alla casa è legata un po' alla dignità, il fare dimora, il costruire un tessuto di relazioni che possa stabile nel tempo, vuol dire autonomia. Allora questo può essere, ed è un po' il tentativo che, ripeto, stiamo facendo insieme in collaborazione con tante altre realtà del territorio, le istituzioni. Recentemente c'è stato un protocollo d'intesa tra la Regione e i comuni del nostro Tigullio per l'Agenzia della Casa. Come Caritas abbiamo partecipato un po' a questo percorso e il nostro tentativo e desiderio di poter coltivare una fiducia in chi ha la possibilità di mettere a disposizione un alloggio, un appartamento, una fiducia nell'appunto poterle mettere a disposizione. Stiamo parlando di persone che cercano sempre di più alloggio, che non sono le fasce più povere, più deboli, che non possono permettersi il pagamento di una locazione, ma ci sono tante persone, giovani coppie, famiglie con bambini, persone che arrivano qui a lavorare, che non possono permettersi e non trovano una casa semplicemente perché non hanno ancora un lavoro a tempo indeterminato o perché i canoni sono molto alti. Allora credo che la nostra opera che possiamo fare è, insieme con le comunità parrocchiali, credo che ci siano tante persone di buona volontà, che accompagnate, questo è decisivo, non lasciate solo, ma accompagnate, vuol dire favorendo una fiducia di incontro tra chi cerca casa e chi può mettere a disposizione un alloggio, accompagnare questo incontro perché appunto ci si possa affidare con le dovute garanzie e innescare appunto un processo di condivisione delle proprie risorse. Unica speranza, anche tu, Dio, per grazia sia fuori e ci si possa finalmente abbracciare. Le pellegrine e i pellegrini della diocesi di Chiavari che hanno preso parte al viaggio organizzato ad Assisi sono rientrati nella nostra diocesi colmi di gratitudine per un'esperienza di fede dai tratti straordinari. Come sapete, in occasione dell'8° centenario del transito di San Francesco, le spoglie mortali del santo sono state esposte nella Basilica Inferiore di Assisi. Un'esposizione che durerà per circa un mese ed è la prima volta nella storia che avviene l'esposizione delle spoglie mortali di Francesco per un tempo così lungo. Proprio all'apertura di questo periodo c'è stato il viaggio della diocesi di Chiavari guidato dal vescovo. Vediamo.
Siamo al culmine del nostro pellegrinaggio e siamo in coda per arrivare alla Basilica del Santo. Con noi c'è Don Fabio che, oltre ad aver organizzato questi 2 giorni straordinari, ha vissuto un'esperienza particolare. Che cos'è stato, Don Fabio? L'esperienza del pellegrinaggio è l'esperienza che è un'immagine della nostra stessa vita, e quindi accompagnarci così, senza alcun pensiero, nella libertà, nell'attraversare la natura, aderenti alla realtà così come si propone, come si svela, sia nelle giornate di pioggia così come anche quelle del sole caldo, e ci mettono nella condizione di dire che tutto è un dono, tutto è provvidenza, forse anche come Francesco aveva immaginato la vita. Più si è spogli, più si crea un vuoto e più ci rendiamo disponibili all'azione dello Spirito. Tu sei partito domenica scorsa. Siamo partiti da Laverna e siamo arrivati ad Assisi proprio ieri. Sono stati 7 giorni, abbiamo anche accorpato alcune tappe della cosiddetta Via di Francesco. Abbiamo attraversato posti splendidi, minuti borghi di campagna, così come anche delle cittadine meravigliose come Gubbio, San Sepolcro, Città di Castello. Ma l'aspetto sempre più rilevante è il contatto con la natura. Che cosa ti aspetti da questa giornata? Da questa giornata la prima cosa che mi aspetto è il servizio verso di voi, verso la nostra comunità diocesana, perché l'ufficio diocesano pellegrinaggi si propone proprio di aiutare le persone a vivere l'aspetto, la dimensione di questa eminente forma di preghiera che è pellegrinare, e quindi che possano vivere questa visita di Francesco ricordandoci che siamo qui perché Francesco vive. Perché Francesco ancora oggi agisce perché ci restituisce al Vangelo, a una vita evangelica, e non c'è niente di più bello, di attraente. Signora, come si chiama? Sono Ada da Chiavari e Che cosa sta vivendo in questi 2 giorni? vivendo un grande percorso, un'emozione, a cominciare dalla giornata di ieri, che abbiamo visto cose meravigliose e assaporato un mondo che bisogna vivere predisponendoci a questa visita. Bisogna prepararci prima. È contenta quindi? Sì, faticoso perché è impegnativo, anche perché devi partire già preparata. Nell'attesa di salire, e c'è una grande coda, parliamo con Victor, con cui è veramente un piacere parlare perché è un pozzo di conoscenze. Che cos'è questo momento che stiamo vivendo per te? Noi stiamo attendendo di entrare in Basilica, un'attesa straordinaria perché ieri i frati hanno dato inizio a questa ossessione straordinaria, e noi in questo momento stiamo appunto parlando della meraviglia, di quello che noi vedremo dopo, perché il contesto in cui è stato scelto nei secoli di custodire le spoglie di San Francesco è un luogo straordinario, un luogo in cui i grandi autori del mondo, Simone Martini, Giotto e Cimabue, hanno scelto di spaccare la dimensione terrena e arrivare nella dimensione celestiale, portandoci in un mondo straordinario, soprattutto di vita e di santità di una figura così importante come San Francesco. Mi sembra traspare dal tuo viso una grande gioia per questa cosa che ci stiamo accingendo a fare, è così? È una grande gioia perché condividere con gli altri, come ha sempre voluto San Francesco, un cammino spirituale così grande, è una cosa fondamentale, perché stare insieme vuol dire anche condividere grandi cose, e si parlavano del Vangelo del passo del non c'è amore più grande che dar la vita per i propri amici, quindi condividere con gli altri, con i propri amici, una cosa così bella come un pellegrinaggio in un luogo così importante è una cosa secondo me di grande importanza. Siamo stati a vedere le spoglie di San Francesco e adesso attendiamo di entrare in Basilica per la messa. Marisa, che cos'è stato questo momento? Il momento della visita nella cripta dove ci sono i resti di San Francesco per me è stato molto emozionante davvero, e mi sono anche emozionata, e un senso di spiritualità mi ha veramente attraversato, e poi ho ammirato tutto il bello che c'era nella chiesa,
e gli affreschi che mi hanno ancora di più aiutato ad aumentare il momento di spiritualità di questa mattina. Come ti chiami? Nives. E da dove arrivi? Arrivo da Carasco, Paggi, la mia casa è a Paggi. Che cosa sono stati questi 2 giorni? Questi 2 giorni sono stati molto intensi spiritualmente e mi hanno dato quel senso vero dell'umanità, della sensibilità, del darsi agli altri. Io sono una dama dell'unitarsi, di conseguenza il mio spirito è quello, donare, essere vicino, alleviare se si può, anche basta con un sorriso, una carezza, chi magari è sofferente in questo momento e soprattutto perché ho delle persone care che stanno soffrendo e l'ho dedicato tutto a loro. E San Francesco sempre mi aiuta perché non è la prima volta che vengo, sono un habitué, diciamo, e questo mi riempie sempre tanto di gioia. Quali sentimenti animano il tuo spirito? Allora, la prima parola che proprio mi verrebbe da dire è grazie. Grazie di essere qua, grazie per tutto quello che abbiamo vissuto, per le persone che abbiamo incontrato, per le relazioni che abbiamo allacciato e riallacciato e niente, è stata una bellissima esperienza, alcuni momenti molto commovente, altri più, diciamo, ci siamo più goduti le bellezze, tutti gli scorci belli di Assisi, però ecco, il mio grazie è quello che mi porto dietro, è un pezzetto di Francesco, ecco. Siamo sulla strada del ritorno da questi 2 giorni, siamo con Antonio dalla Fontana Buona. Cosa sono stati questi 2 giorni per lei? Sono stati impegnativi perché sono stati i giorni in cui c'è stato questo evento di 800 anni, perciò c'era il mondo, però come io ci sono stato tanti anni fa, è sempre, come dire, un posto che ti fa tornare nel passato, anche e soprattutto a livello artistico, è una cosa incredibile. Poi chiaramente, essendo praticante, diventa molto più facile il contatto poi con quello che è veramente San Francesco, che è una cosa particolare. Poi appunto questo evento era immaginabile che riuscire ad andarci, siamo riusciti grazie alla diocesi che ha organizzato questo pellegrinaggio, cioè bellissimo, è stato magnifico. Sono stati 2 giorni di tante emozioni. Sì, perché tempo non è una gita, è un pellegrinaggio, perciò tempi di svago sì ci sono stati, però diciamo abbastanza brevi perché c'era tempo per andare a vedere una chiesa, ciò è stato impegnativo e soprattutto questo è bello perché non vai a farti la gita di dire vado a guardare, vai per fare un approfondimento sulle cose e soprattutto per la storia di San Francesco. A me piace particolarmente tanto anche perché con i bambini all'asilo faccio delle storie con le marionette e ho fatto questa cosa di in maniera molto più breve, diciamo facile, questa cosa su San Francesco, perciò è una cosa che mi ha facilitato moltissimo. Siamo con i decani di questo viaggio, una coppia brillante. Come ti chiami? Grazie tante. Il tuo nome? Il mio nome è Luciana Mangiante. E lei? Pietro. Pietro, Luciana e Pietro, 180 anni in 2. In 2, sì. Sì. Come avete vissuto questi giorni? Questi giorni ce l'ho qua, perché è la prima volta io che vengo qua. E quando mi ha detto Don Fabio, venite, sono mai andata, pioverei volentieri. Poi la settimana scorsa ho fatto influenza, non ne porto febbre io, però tosse e raffreddore e piangevo. Chiama mia figlia e mi dice, mamma, ci ho detto, come stai? Ci ho messo a piangere. Perché piangi adesso? Perché non riesco ad andare da San Francesco. E poi me l'ha passata a me perché così mi rilasso un po'. Vedrai che ce la manderemo, E Pietro, per lei questi giorni?
bellissimi belli veramente, ma comunque direi tutta la vita è stata bella per me, sinceramente. Sì, ci può essere stato qualcosa, ma praticamente se dovessi fare faccio uguale a quello che ho fatto, non cambio niente. Allora un rendimento di grazie. Tutto questo, E ringrazio anche per aver avuto la salute, quella è la cosa più importante. Il resto, quello che è venuto, pazienza. Ma comunque sono contento, perché questi giorni non pensavamo neanche di camminare tanto. Una cosa questa che non me l'aspettavo più ormai. È stato bellissimo. Un abitué dei pellegrinaggi di Don Fabio. Sì. Guarda, questa è stata veramente una full immersion di preghiera, di emozioni, di spiritualità. Sentivo questa santità di questo frate che per me era un uomo eccezionale e c'era questo alone proprio di santità. Spero che qualche briciolina piccola sia entrata nei nostri cuori, che ci faccia diventare un po' migliori e soprattutto che ci porti un po' di pace nel mondo, che ne abbiamo tanto bisogno. Non si fa altro che parlare di Board of Peace, ma dei grandi discorsi, ma mi pare che poi alla fine è stata un'esperienza bellissima e spero di farne ancora. Allora, la più giovane della comitiva, ti abbiamo visto, sei diventata la mascotte di tutti, dal vescovo in giù. Che cosa sono stati per te questi giorni? Fantastici e nuovi, perché non sono mai venuta ad Assisi, ho scoperto molte cose nuove e ho visto cose che non avevo mai visto prima d'ora. Per me è stato molto emozionante. Quindi non ti sei annoiata? No, soltanto stare un po' in pullman perché non avevo tanto da fare, però qualcosa dai ce l'avevo. E allora sentiamo la mamma di questa meraviglia. Annalisa, per te che cosa sono stati questi giorni? Allora, una grande emozione anche per me, perché io e San Francesco abbiamo un rapporto molto importante. L'amore per i santi l'ho imparato da lui in seconda media, quando mi ha fatto vedere Fratello Sole e Sorella Luna, e volevo appunto che Caterina potesse amare San Francesco. E che occasione meravigliosa era questa. In più siamo andati a vedere San Carlo Acutis e lei è rimasta colpita da questo ragazzo che gli ho raccontato la storia in precedenza, se n'è innamorata. Veramente, vero Kate, che ti è piaciuto? Sì, è davvero carino, anche se un po' mi dispiace che è morto, però almeno ha un posto migliore. Esatto. Gli dà fastidio. Ma sì, ma lui era un esempio e adesso lo è ancora di più per tutti noi. Esatto. Questo evento che stiamo vivendo ha coinvolto anche frati da varie zone. Oggi abbiamo incontrato Fra Vito. Da dove arriva? Sono Fra Vito, sono da Slovenia. Sono venuto questi giorni per 3 settimane di dare un servizio qua perché mia lingua italiana non è così capace, ma sono felice, sono venuto con una gioia qui in questo parte santo veramente, così vicino a San Francesco, Santa Chiara, San Carlo Acutis. Sono sicuro che anche la gente che viene vengono non solo dire qualcosa da pregare, ma anche per dire grazie a San Francesco per tutto, per mia vita, anche per tutto che non va bene nella mia vita. Quindi un messaggio quanto mai attuale oggi. Messaggio oggi che vedo tanta gente che viene, che Dio ci ama, che non sarà bene che noi pensiamo che è lontano da noi, ma Dio è qui tra noi qua, tra tutta questa gente che qui porta
tanta gioia e anche tanta fede, e sono sicuro che anche trovano qui non solo pace per il loro cuore, ma sicuramente anche una forza di andare nella vita più forte, più fedele, e di dare la mano e la pace a tutta gente che loro vedono, che loro possono aiutare. Monsignor Giampio De Vasini, siamo alla conclusione di questo pellegrinaggio che tante emozioni ci ha dato. Che cosa può dire? Beh, l'emozione più grande l'ho provata questa mattina davanti alle spoglie mortali di frate Francesco. Un'emozione, direi, da custodire, su cui ritornare e da cui anche lasciarmi provocare per una vita più evangelica. Parlando con lei in questi 2 giorni ci è sembrato di capire che frate Francesco è stato particolarmente significativo per la sua vita. Sì, diciamo che dopo l'ordinazione mi sono licenziato in teologia morale proprio facendo una tesi sulla sequela di Cristo negli scritti di frate Francesco, e mi si è aperto un mondo, appunto il mondo di frate Francesco, un mondo affascinante, un mondo che provoca, un mondo assai complesso, e da allora, diciamo così, questa passione è rimasta fino ad oggi e sicuramente rimarrà anche nei giorni che verranno. Per questo c'è il Tao nel suo stemma. Esattamente, è un simbolo di salvezza presente nella Sacra Scrittura e particolarmente caro a frate Francesco, e quindi l'ho assunto anch'io nel mio stemma. Se dovesse dire qualche cosa ai suoi diocesani per invitarli a seguire frate Francesco, che cosa direi? Ci sono molti modi per seguire Gesù secondo lo stile di frate Francesco, perché da seguire è lui, non frate Francesco, e certamente frate Francesco ci insegna a seguire Gesù nella carità e nella umiltà. Il vescovo Giampio De Vasini ha scelto i responsabili di alcuni uffici diocesani. Luca Pani è stato nominato direttore dell'ufficio diocesano per la pastorale della scuola e dell'università e per l'insegnamento della religione cattolica, incarico che era stato precedentemente affidato a Don Alberto Gastaldi, che è stato, come sapete, recentemente nominato nuovo direttore dell'Ufficio Nazionale per l'Educazione, la Scuola e l'Università e responsabile del Servizio Nazionale per l'insegnamento della religione cattolica della Conferenza Episcopale Italiana. Luca Pani era il vice di Don Alberto Gastaldi in questo ufficio, lo abbiamo intervistato. Come trova l'ufficio scuola lasciato da Don Alberto per il nuovo incarico? Un'eredità importante, è un ufficio che storicamente è stato condotto dall'amatissimo Don Pino De Bernardis, che ho affiancato, ho avuto questo privilegio, e poi è stato portato avanti da Don Alberto Gastaldi, era un po' il suo collaboratore, il suo vice, e quindi è una responsabilità importante. Ecco. Quanti sono grosso modo gli insegnanti di religione sul territorio della diocesi? Sono 70 insegnanti, in quest'ultimo anno abbiamo avuto diversi insegnanti che sono entrati di ruolo con il concorso straordinario, e uno dei lavori sarà proprio quello di avere cura di questi insegnanti, cura della loro formazione. È una formazione che è importante ed è anche un requisito per poter insegnare religione, quindi questo sarà un mio obiettivo, ecco, che porterò avanti. La formazione si fa solo ed esclusivamente completando il ciclo di formazione all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Genova. A che punto è la collaborazione con l'istituto? Sì, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Regione Liguria rilascia appunto la laurea magistrale in Scienze Religiose, che è il titolo di accesso all'insegnamento della religione
nelle scuole italiane. C'è una stretta collaborazione tra il nostro ufficio e l'Istituto appunto Superiore di Scienze Religiose. L'auspicio è quello che molti ragazzi decidano alla fine degli studi superiori di iniziare questo percorso e poter conseguire questa laurea. Noi ecco, inseriamo già come supplenti alcuni di questi ragazzi che imparano entrando in classe e portano avanti anche dei tirocini per poter poi completare gli studi. Quindi è una collaborazione molto stretta e ci teniamo molto, ecco, che i nostri insegnanti siano preparati sia dal punto di vista didattico che pedagogico. Sono tanti i ragazzi che si avvalgono dell'insegnamento nella nostra diocesi. Come siamo come media, diciamo, rispetto al resto d'Italia? È una media alta, diciamo che i dati diocesani corrispondono un po' ai dati nazionali. Siamo l'82% di avvalentisi. È un dato importante, questo significa che l'ora di religione è un'ora scelta, è un'ora, diciamo, dove si ci aspetta molto. Ecco. L'auspicio è quello che tanti si avvalgano. L'ora di religione, secondo me, deve diventare un po' un laboratorio di cultura, un laboratorio di vita, di autenticità, e l'insegnante di religione, ecco, deve essere in grado di intercettare poi quelle che sono le domande profonde dei ragazzi. Allora diventa, secondo me, uno spazio importante, uno spazio scelto. E noi vediamo oggi che la nostra società ormai il fenomeno migratorio e la presenza anche di culture e religioni diverse sono importanti. E l'ora di religione, secondo me, deve essere anche uno spazio in cui dare la possibilità ai ragazzi di conoscere anche le altre religioni. Non possiamo non fare questo. La stessa CEI ha predisposto delle schede di approfondimento che si troveranno poi nei nuovi testi di religione, soprattutto sull'ebraismo, sull'Islam, e questo è un segnale forte. I vescovi, ecco, hanno ribadito in una nota che è stata appena scritta a 40 anni appunto dall'intesa, dove si ribadisce, ecco, questa lettura aperta, ampia dell'ora di religione, che è molto importante in questo contesto di adesso. Ecco. Essere responsabile dell'ufficio scuola significa anche rapporti con tutte le scuole. Il calo demografico inizia a sentirsi, però c'è una grande vivacità nel nostro territorio diocesano di istituti superiori, scuole medie, scuole primarie, paritarie e non. Sì. L'ufficio scuola della diocesi ha cura anche di tutti gli istituti scolastici, statali e paritari, quindi il lavoro non è poco, è una ricchezza molto ampia, molto varia. Nella nostra diocesi sono presenti scuole che nascono anche da carismi importanti, pensiamo alle scuole Gianellini, alle scuole di Santa Marta, al Maria Luigia, insomma una varietà ricca di contesti educativi. Questo è molto importante. Siamo al termine delle iscrizioni, i genitori hanno deciso, ecco, quale sarà il futuro dei loro figli, è un momento importante. In questi contesti di Open Day anche la proposta dell'insegnamento della religione, dell'ora di religione, credo che sia importante sceglierla nel momento dell'atto dell'iscrizione. Ecco. Nella prima domenica di Quaresima la parrocchia di Nostra Signora del Ponte a Lavagna ha accolto le telecamere di Teleradio Pace per la celebrazione della messa animata dal coro. Il quartiere è un quartiere molto particolare di Lavagna, molto vivace, che soffre però lo spopolamento, un problema comune evidentemente a tante altre zone del nostro territorio. È però un quartiere dove vive una comunità fedele alla vita della parrocchia. Vediamo. Oggi è la prima giornata di Quaresima, le telecamere di Telepace sono al santuario Nostra Signora del Ponte, in un crocevia, possiamo dire una Nostra Signora amica degli automobilisti? Diciamo che è amica di tutti coloro che si chiama del Ponte, che si lasciano veramente prendere per mano e condurre
verso, appunto perché è la prima domenica di Quaresima, verso quella conversione che ci riporta piano piano in paradiso. E quindi Maria cerca di chiamare con tutti coloro che passano, non smetterà mai di chiamarli, anche semplicemente per un attimo, perché si ricordino che loro sono immagine di Dio. Ecco perché la prima domenica di Quaresima è importante che tutte le persone che girano intorno alla rotonda del ponte in qualche modo diano uno sguardo semplicemente anche frugale, veloce al santuario. Maria amica, ma anche tutti noi che passiamo da qua, credo con pensiero nell'interiore al bene che ci vuole lo pensiamo. Non è solo amica, è proprio madre, perché ci è stata proprio donata come madre. La sua amicizia è un'amicizia materna, cioè una cura costante e di attenzione anche come tutte le madri, fino a quando non ci recupera e non ci porta alla salvezza, non ci riporta nelle braccia del figlio che è Gesù, colui che ci ha redenti e che ci ha salvati. Mario, sei come rappresentante della bellissima cantoria. Sì, siamo un bel gruppo, un folto gruppo, siamo quasi 25 elementi e riusciamo ad andare tutti d'accordo, che è la cosa migliore che si possa avere. Grazie alla maestra Rosanna che ci dirige egregiamente, insomma noi ci mettiamo del nostro e cerchiamo di fare il massimo per il don e per la Madonna del Ponte. Anche perché il don, siccome a volte è un pochino originale, vi metterebbe in riga. Ma sì, è molto originale, ma lo teniamo un pochettino, abbiamo le redini strette anche verso lui, perciò anche lui deve stare molto attento a noi e noi stiamo attenti a lui, viceversa, però andiamo molto d'accordo. C'è di bello che siamo un gruppo che lavoriamo molto in chiesa con lui, è veramente un piacere starci. Poi Don Stefano partecipa quasi come una figura da direttore d'orchestra. E da direttore d'orchestra sì, l'unica cosa è che ogni tanto stecca, però ha migliorato negli anni, grazie al nostro impegno sta cantando molto meglio di prima. Adesso però sentiamo lui sul coro. No, il coro si dà da fare, tutti i lunedì provano, veramente si danno da fare, e ultimamente si buttano anche molti brani nuovi, brani non conosciuti, con le fatiche, con i tempi che abbiamo, con i momenti di poterli poi mettere in pratica durante la Santa Messa. No, ciò che non è mai mancato, ma non è per merito mio, già il mio predecessore, Don Gianluca Trovato, ma anche quelli precedenti, la cura verso il coro e la cura del coro verso il santuario è sempre stata una delle caratteristiche più elevate, dei servizi migliori che sono stati offerti al santuario e che continuano ad essere offerti al santuario, con un'attenzione, un darsi veramente totale. Come va la parrocchia Nostra Signora del Ponte? La parrocchia Nostra Signora del Ponte diciamo che va bene, ecco, noi. Per quello che riguarda noi ci troviamo molto bene, con gli altri parrocchiani, abbiamo un bel coro, veramente un bel coro che ci fa onore, cerchiamo di dare il nostro apporto e insomma vediamo di fare sempre del nostro meglio. Sicuramente il parroco vi sprona. Il parroco è bravo, sì, ha fatto molto, sta facendo tanto qua per questa parrocchia. Cerchiamo di fare il meglio che possiamo. Tra l'altro siamo anche in una posizione un po' amica, perché tutti quanti vedono questo santuario, ci passano con la macchina, un incrocio molto importante. È un incrocio molto importante e trafficato, e questo rende la parrocchia visibile ma non visitabile. Difficoltà di posteggio e difficoltà anche di fermarsi, però come abbiamo potuto vedere in chiesa è una bellissima chiesa con delle pitture del Termignon e ci sono delle cose interessanti da vedere. Nel battistero un crocifisso del Maragliano con una stele fatta da una nostra artista che ci frequenta. E il tuo impegno? Il mio impegno è come gli altri di volontariato, cioè siamo qua, diamo una mano e cerchiamo di aiutare nel limite del possibile il nostro parroco. Ecco, in effetti qua c'è poco spazio
Sì, come spazio dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale che ha creato questo spazio. Per richiesta dell'allora parroco, il rettore di Montallegro, siamo riusciti ad avere questo spazio davanti che ci consente alla fine delle celebrazioni perlomeno di poter dire due parole e poter stare insieme. È una piazza anche complicata a viverla, no? Come ho detto in precedenza, c'è parecchio traffico, però negli anni era il fulcro della parrocchia. La piazza in questo momento è abitata da 12 persone. Le attività si sono ridotte, ce n'è una sola e la parrocchia risente di questa mancanza di centralità della nostra parrocchia. La parrocchia si estende da Lavagna a San Salvatore, la chiesa è nel mezzo, rischiamo una disgregazione dalla nostra periferia. Mia madre, essendo di origine italiana, era della zona della provincia di Genova e quindi, avendo la cittadinanza italiana, tutti i documenti in regola, avevo deciso di venire a vivere qui perché si sta molto meglio. E come ti trovi? Bene, mi trovo molto bene, abito qui a Lavagna e non c'è niente da lamentarsi sinceramente. Sì. Hai conosciuto la parrocchia di Don Stefano? È perché cercavo diciamo un po' l'ambiente giusto, parrocchiale, che forse non si trova in tutte le chiese uguali, no? Qua invece l'ambiente parrocchiale che ha formato Don Stefano è un ambiente molto gradevole, molto interessante da sempre, no? da sentirlo nelle omelie e tutto quanto, quindi mi sento a mio piacere qui con lui. E la passione per il canto quando nasce? Nasce da molto giovane, inizialmente nell'università cantavo nei festival musicali partecipando così nei concorsi, no? Poi man mano entrai diciamo, a cantare anche musica religiosa, un coro anche a Lima, sempre anche quello religioso. E quindi già ho studiato un po' canto anche là e quindi già quando sono venuto qua è un vizio, che è un hobby. Concludiamo con due ricordi, dicevi le persone anziane che da casa così apprezzano anche il servizio di Telepace e poi sui giovani di questo territorio. Allora, le persone anziane ne abbiamo anche noi sul territorio, persone che sono obbligate in qualche modo a restare in casa. Poi nella nostra diocesi ci sono molte persone costrette per salute, per varie questioni, a rimanere nelle mura domestiche. E quindi la nostra cura, la nostra attenzione, la nostra preghiera, essendo un santuario, non viene mai a mancare in nessuna santa messa. Le persone ammalate, le persone anziane, le persone che con le loro fatiche le ricordiamo. I giovani ci sono sul territorio, ma un po' come la caratteristica di questi tempi, un po' latitano, si fanno chiamare, Maria continua a chiamarli. La nostra certezza è che Maria continua a chiamarli. Noi ci proviamo, ce la mettiamo tutta, ma poi possiamo solo contare sulla sua azione e su Gesù che non smetterà mai di portarci alla salvezza. Prima di salutarvi vi ricordo che la celebrazione della messa domenica prossima andrà in onda da Bedonia e sarà trasmessa alle 10 su Teleradio Pace 1 al canale 12. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.